sono qui con te, tu vinci per me le mie infermità. In te Dio io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo donato il suo sangue. In te Dio io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo è in me. Tu sei la forza nella debolezza, sei la speranza del cuore mio, tu sei la certezza in un mondo che è senza, tu sei il mio Dio, non dubito. Se Gesù tu sei con me, chi sarà contro di me? Se tu Gesù sarai con me, io vincerò comunque. Se Gesù tu sei con me, chi sarà contro di me? Se tu Gesù sarai con me, io vincerò comunque. Se Gesù tu sei con me, chi sarà contro di me? Se tu Gesù sarai con me, io vincerò comunque. Se Gesù tu sei con me, chi sarà contro di me? Se tu Gesù sarai con me, io vincerò comunque. Tu sei la forza nella debolezza, sei la speranza del cuore mio, del cuore mio. Tu sei la forza nella debolezza, sei la speranza del cuore mio, tu sei la certezza in un mondo che è senza, tu sei il mio Dio, non dubito. Tu sei il mio Dio, non dubito. Aprite le porte a Cristo, aprite le porte, rivolgetevi a Lui, non sarete delusi, non abbiate paura, spalancate le porte a Cristo, non abbiate paura, rivolgetevi a Lui. Aprite le porte a Cristo, aprite le porte, rivolgetevi a Lui, non sarete delusi, non abbiate paura, spalancate le porte a Cristo, non abbiate paura, rivolgetevi a Lui.
avete paura, rivolgetevi a Lui. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Buona domenica e benvenuti a questa celebrazione eucaristica da Borgo Veneto, della chiesa parrocchiale di San Lorenzo in Saletto. In questa quinta domenica del tempo di Pasqua vogliamo presentare al Signore, via, verità e vita, alcune intenzioni particolari. Ricordiamo con gioia e riconoscenza al Signore i 15 anni di matrimonio di Lavezzo Mirko e Pavan Erika, i 40 anni di matrimonio di Crema Roberto e Zaccheria Maria Antonina, i 40 anni di matrimonio di Pavazza Luigino e Favaretto Maria Luisa. Insieme chiediamo perdono per le nostre debolezze e fragilità umane. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre che hai donato il Salvatore e lo Spirito Santo, guarda con benevolenza i tuoi figli di adozione, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono contro quelli di lingua ebraica, perché nell'assistenza quotidiana venivano trascurate le loro vedove. Allora i 12 convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi 7 uomini di buona reputazione, pieni di spirito e di sapienza.
ai quali affideremo questo incarico. Noi invece ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della parola. Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmenas e Nicola, un proselito di Antiochia. Li presentarono ai discepoli e, dopo aver pregato, imposero loro le mani. E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava grandemente. Anche una grande moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te speriamo. Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te speriamo. Esultate giusti nel Signore, per gli uomini retti è bella la lode. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a 10 corde a Lui cantate. Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te speriamo. Perché retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera. Egli ama il diritto e la giustizia. Dell'amore del Signore è piena la terra. Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te speriamo. Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te speriamo. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, avvicinandovi al Signore, pietra viva, rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche voi, come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo. Si legge infatti nella Scrittura: ecco, io pongo in Sion una pietra d'angolo, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà deluso. Onore dunque a voi che credete, ma per quelli che non credono, la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra d'angolo e sasso d'inciampo, pietra di scandalo. Essi vi inciampano perché non obbediscono alla parola. A questo erano destinati. Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato, perché proclami le opere ammirevoli di Lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Io sono la via, la verità e la vita, dice il Signore. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.
sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no vi avrei mai detto: vado a prepararvi un posto? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado conoscete la via. Gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire: mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità io vi dico: chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Da qualche giorno siamo entrati nella seconda fase della quarantena. Possiamo finalmente muoverci da casa, pur mantenendo il distanziamento sociale e le protezioni contro il virus. Anche il traffico e i rumori di sempre sono aumentati con la progressiva apertura delle fabbriche e delle aziende. La bella stagione, le temperature in aumento ci fanno ben sperare e alimentano in noi il desiderio di vita e di voglia di muoversi e di respirare a pieni polmoni, il bisogno di normalità e di primavera che c'è in ciascuno di noi. Anche le letture di questa quinta domenica di Pasqua ci parlano di vita, della pienezza della vita, che come cristiani abbiamo se ascoltiamo e ci facciamo ogni giorno discepoli di Gesù, seguendolo nel cammino della vita. Ma veniamo al brano del Vangelo secondo Giovanni, che ci racconta del rapporto che i discepoli hanno con il loro Maestro, Gesù. Un rapporto che, grazie ai miracoli del Signore, era diventato entusiasmante, quasi magico per loro e che li aveva quasi trasportati in una dimensione reale, fantastica, dove tutto era bello, sensazionale, ma destinato a finire presto. Gesù aveva annunciato la sua prossima fine, il fatto di essere arrestato, processato e condannato a morte, come un bestemmiatore, un nemico di Dio. Poi il tragico annuncio del tradimento di Pietro, come proprio lui, il più estroverso, il più coraggioso dei discepoli, diventare, nel momento della prova, della testimonianza, un vile traditore. Che sconfitta per tutti gli altri discepoli
Che amarezza questo annuncio che cade come un fulmine a ciel sereno nella comunità degli Apostoli. Gesù si accorge dello scoraggiamento generale dei suoi, per cui si mette a rincuorarli. Infatti, comincia il suo discorso con «Non sia turbato il vostro cuore». Quante volte anche il nostro cuore è turbato, è angosciato, o semplicemente cerca quella pace che solo il Signore Gesù può donarci. Gesù comincia dicendo che nella casa del Padre mio ci sono molte dimore e vado a prepararvi un posto. Cosa vuol dire il Signore con queste immagini? Che l'identità di Dio si manifesta in modi diversi, fiorisce e si concretizza nell'amore, nella misericordia e nel perdono. Gesù non va a preparare dimore intese come appartamenti, ma intende persone da salvare. È un Dio che viene a dimorare, ad abitare la nostra vita di uomini e donne di tutti i tempi. Dirà Gesù: se uno mi ama e osserverà la mia parola, io e il Padre verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Quindi ogni persona, ogni comunità è chiamata ad essere l'unico vero santuario dove dimora l'amore e la misericordia del Padre. Che bello essere santuario, come singoli, come comunità cristiane, di questo immenso amore che ci trasforma. Come direbbe San Pietro Apostolo, che abbiamo ascoltato nella seconda lettura, ci trasforma in pietre vive, perché unite alla pietra più importante della costruzione, la pietra d'angolo. La prima pietra scelta dai costruttori perché messa all'angolo dell'edificio, per sostenere e legare le altre nella costruzione. E questa pietra, scartata dai costruttori perché non rispondente alla loro idea di Dio, è diventata invece testata d'angolo, la pietra più importante di tutte. Gesù nel Vangelo continua dicendo che dove andrà Lui verremo anche noi. Lui ci prenderà, perché dove sono io sarete anche voi. Non un privilegio per pochi eletti, per i più bravi o i migliori, ma una possibilità per tutti. Ora Gesù fa fare ai suoi apostoli un salto di qualità, dicendo e provocandoli sul dove va e su qual è la strada, la via da seguire. Pronta la domanda di Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Io, dice il Signore Gesù, nella pienezza della sua condizione divina, cioè del suo essere pienamente figlio di Dio, sono la via, la verità e la vita. Gesù è la via perché è la verità. Dice di avere la verità, ma non chiede ai discepoli di averla, ma di essere nella verità. Cos'è questa verità? È un dinamismo divino che non si esprime attraverso formule o dottrine, ma soltanto attraverso opere e capacità d'amore. Questa via conduce alla vita, alla bellezza della vita, alla vita eterna. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, e del suo donarsi all'uomo nel servizio. L'immagine è quella della lavanda dei piedi che Gesù fa ai suoi apostoli. Ecco, pronta la replica di Filippo. Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gesù gli risponde: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire mostraci il Padre? Se ricordate nel prologo, l'inizio di questo Vangelo, Giovanni aveva scritto che Dio nessuno lo ha mai visto, soltanto il Figlio Gesù ce lo ha rivelato. Lui ci rivela chi è il Padre, Dio Padre. E in Gesù non vediamo e conosciamo chi è il Padre. L'Evangelista Giovanni vuole a questo punto che sospendiamo tutto quello che sappiamo e conosciamo di Dio, perché l'unico che lo conosce veramente e ce lo fa conoscere è Gesù. Tutto quello che coincide
possiamo ottenerlo. Quello che si distacca o lo contraddice possiamo buttarlo. Pensate che la sua parola è talmente forte che genera in noi sempre un qualcosa. Quando ci lasciamo provocare le sue parole, non rimaniamo indifferenti, ma c'è sempre in noi un confronto, un cambiamento di vita. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere che significano azioni di bene, gesti d'amore che parlano da soli, senza commenti. E poi la conclusione che è un affidamento a ciascuno di noi della missione di Gesù. In verità vi dico, chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. Ma voi con la vostra fantasia, creatività, inventiva, secondo le vostre capacità, ne potete fare altrettante. Il bene, il buono, il bello, quante forme e modi differenti di essere hanno, e che forza hanno di rendere questo nostro mondo migliore. Professiamo assieme la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, siamo nati per conoscere e amare il Signore. Egli ci ha preparato un posto nel suo regno. Preghiamo Dio Padre perché ci renda degni dei Suoi doni e dei Suoi benefici. Preghiamo insieme e diciamo: aumenta la nostra fede, o Padre. Aumenta la nostra fede, o Padre. Per la Chiesa, perché crescendo nell'amore di Dio sappia annunciare a tutti gli uomini il Vangelo di Gesù Cristo, che è via, verità e vita. Preghiamo. Aumenta la nostra fede, o Padre. Per coloro che hanno responsabilità politiche e sociali, perché lavorino per la pace, il bene dei popoli, nella sincera ricerca della giustizia
e nella evangelica lotta contro le seduzioni del mondo. Preghiamo. Aumenta la nostra fede, o Padre. Per coloro che sono nel lutto per la perdita di un parente, di un amico, perché possano trovare sollievo nell'ascolto della parola del risorto che annuncia speranza, consolazione e pace. Preghiamo. Aumenta la nostra fede, o Padre. Per tutte le mamme, perché trovino in Maria, Madre di Gesù, il modello di apprendere e di accogliere, educare, guidare e accompagnare i loro figli sulle strade della vita. Preghiamo. Aumenta la nostra fede, o Padre. O Padre, che ci hai creati e redenti in Cristo, ascolta la nostra preghiera, aiutaci a portare frutti di giustizia e di carità, perché il mondo possa conoscere le meraviglie del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. O Dio, che in questo scambio di doni ci fai partecipare alla comunione con te, unico e sommo bene, concedi che la luce della tua verità sia testimoniata dalla nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi e donandosi per la nostra redenzione, divenne altare, vittima e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Signore, Dio dell'universo, santo, santo, i cieli e la terra sono pieni
Santo il Signore, Dio dell'universo, Santo, Santo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nell'alto dei cieli, Osanna nell'alto dei cieli, Santo, Santo, Santo. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura, per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti. Preghiamo in particolare per Rinaldo Sardo, Luisa, Ivan,
Fedre Marina, Ramaru Maria, Baratto Maria Mafalda, Mion Armando, Rita, Raimondo Luigino, Trivellato Giuseppina, Elio, Nevia, Natalina, Aldo, Elvira, Zanuso Maria, Grego Cecilia, Fadin Amalia, Faccioli Mario, Rossato Guido, i defunti della famiglia Rossignolo, Giuliano e Matteo, e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, ricordando anche tutte le nostre mamme, insieme diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma libraci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Bisogno di incontrarti nel mio cuore, di trovare te, di stare insieme a te. Unico riferimento del mio andare, unica ragione tu, unico sostegno tu, al centro del mio cuore ci sei solo tu. Tutto ruota intorno a te,
in funzione di te. E poi non importa il come, il dove, il se. E la nostra preghiera per la comunione spirituale. Ai tuoi piedi, o mio Gesù, mi prostro e ti offro il pentimento del mio cuore contrito, che si abissa nel suo nulla e nella tua santa presenza. Ti adoro nel sacramento del tuo amore, desidero riceverti nella povera dimora che ti offre il mio cuore. In attesa della felicità della comunione sacramentale, voglio possederti in spirito. Vieni a me, o mio Gesù, che io venga da te. Possa il tuo amore infiammare tutto il mio essere, per la vita e per la morte. Credo in te, spero in te, ti amo, così sia. Preghiamo. Assisti, Signore, il tuo popolo che hai colmato la grazia di questi santi misteri e fa che passiamo dalla decadenza del peccato alla pienezza della vita nuova. Per Cristo nostro Signore. Amen. Vogliamo ricordare alcuni defunti della nostra comunità che in questa settimana abbiamo accompagnato nella casa del Padre. Bardini Ultimina di Santa Margherita d'Adige, Faccioli Dino di Saletto, Zanuso Maria di Pradibotte, Rinaldi Rina Francesca di Saletto. Li vogliamo ricordare i familiari in questo particolare momento di dolore e di sofferenza. Ci permettiamo di lasciarvi anche un avviso un po' più lungo oggi, proprio in vista della riapertura delle nostre celebrazioni. Come sapete, dal 18 di maggio sarà possibile riprendere la celebrazione dell'Eucarestia, ma rispettando alcune norme ben precise, tra le quali la necessità di mantenere il distanziamento nei posti a sedere, un preciso servizio d'ordine, la pulizia e sanificazione della Chiesa al termine di ogni messa. Tutti comprendiamo che nel recepire queste indicazioni risulta impegnativa la gestione della sicurezza sanitaria che deve essere garantita pena la sospensione delle celebrazioni. Per questo motivo, in attesa anche di disposizioni ulteriori della nostra diocesi, ma quanto mai è necessario un lavoro di insieme e di comune accordo tra tutte le forze presenti nel territorio, le parrocchie e le amministrazioni comunali. E di comune accordo, dopo esserci incontrati con i sindaci di Borgo Veneto e di Megliadino San Vitale, l'8 e il 9 maggio, la Presidenza del Consiglio Pastorale di Borgo Veneto, proprio nell'intento di rispondere in pieno alle norme stabilite, abbiamo pensato e convenuto quanto segue. Parrocchie e amministrazione comunale assieme, con le forze dell'ordine, protezione civile, vigili e quanti potranno essere come volontari delle parrocchie stesse, garantiranno le norme stabilite dal protocollo del governo a partire dal 18 di maggio. Poiché la sanificazione e la vigilanza dei luoghi di culto deve essere garantita in ogni celebrazione,
non risulta ancora facile un'adeguata copertura di tutto il protocollo da seguire. Almeno per alcune settimane prevediamo un'unica celebrazione eucaristica festiva per tutte le parrocchie in luoghi aperti, tali da garantire più efficacemente quanto richiesto. In particolare, proprio grazie al servizio di tutti, presentiamo un piccolo calendario per le prossime domeniche. Da domenica 24 maggio la Santa Messa sarà nel campo sportivo di Saletto alle 18:30. Domenica 31 maggio, sempre alle 18:30, negli spazi esterni di Migliadino San Fidenzio. Il 7 giugno, sempre alle 18:30 a Santa Margherita d'Adige. Il 14 giugno, 18:30 ad Ossi. Il 21 giugno, 18:30 a Taglie. Il 28 giugno, alle 18:30 a Migliadino San Vitale. Nel proseguo delle settimane ci potremo anche dare indicazioni sempre più precise per le celebrazioni all'interno delle chiese e delle messe feriali. Continuerà la possibilità di seguire la messa su Facebook, su YouTube, sul canale Free. E in questa pagina, alle porte e anche alle porte della chiesa, domani, in prossimi giorni, verranno affissi proprio i calendari, le indicazioni che vi ho appena letto. Se ci sono persone, giovani, adulti disponibili a dare una mano nel servizio d'ordine e nella gestione delle cose da preparare per le messe che faremo all'esterno, siete invitati a contattare noi parroci, poi vi metteremo in contatto con la Protezione Civile che gestirà il servizio. Restiamo ancora in attesa anche di un cenno di conferma di tutti coloro che, anche nei gruppi già presenti di pulizia delle nostre parrocchie, potranno dare una mano per la pulizia settimanale delle chiese. È un invito che ci fa il Comitato per la Fratellanza Umana, che è stato costituito a Casa Santa Marta nel 2019. Questo comitato, che è composto dai leader religiosi di tutto il mondo, promuove e fissa per il 14 di maggio una giornata di preghiera e di digiuno e di invocazione per l'umanità, sollecitando sia i leader religiosi che tutte le persone del mondo a rispondere a questo invito umanitario, a rivolgersi a Dio ad una sola voce, perché preservi l'umanità, la aiuti a superare la pandemia, le restituisca la sicurezza, la stabilità e la salute e la prosperità e renda il nostro mondo, eliminata questa pandemia, più umano e più fraterno. Un giorno di preghiera e di digiuno, il 14 maggio, che vogliamo vivere davvero insieme. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Testimoniate Cristo con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Buona domenica ancora e auguri a tutte le mamme. Quando sono qui con te, tu vinci per me le mie battaglie. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie infermità. In te Dio io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo ha donato il suo sangue. In te Dio io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo è in me. Tu sei la forza nella debolezza, sei la speranza del cuore mio, tu sei la certezza in un mondo che è senza, tu sei il mio Dio, non dubito.
io vincerò comunque. Se Gesù tu sei con me, chi sarà contro di me? Se tu Gesù sarai